Il Covid-19 costringe anche la Russia al confinamento sociale, ma il governo di Putin continua a garantire gli aiuti umanitari a vari paesi del mondo. Il Parlamento polacco, con la nazione bloccata dal coronavirus, sta per inasprire le norme sull'interruzione della gravidanza. I Rom in Ungheria, la più grande minoranza etnica del paese, lotta ancora per ottenere l'uguaglianza sociale. Il riscaldamento globale ha provocato sulle coste baltiche di Estonia e Lettonia una strage di cuccioli di foca. La pandemia ha bloccato un circo boemo a Riga e tra gli abitanti della capitale della Lettonia è partita una catena di solidarietà. Una processione lungo i viali di Mosca. Dentro un'auto nera, il patriarca cristiano ortodosso Kirill e un'icona mariana. Altri preti sorvolano le foreste a bordo di aerei, benedicono dall'alto il paese più esteso del mondo. Il Covid-19 è ormai un'emergenza nazionale anche in Russia. I positivi aumentano costantemente, come è evidente anche dalle lunghissime file di ambulanze fuori dagli ospedali. Così, per contrastare la diffusione del virus, si ricorre a ogni mezzo. Preghiere, come abbiamo visto, ma soprattutto misure di distanziamento sociale. Vladimir Putin, a livello nazionale, ha ordinato lo stop per più di un mese a tutte le attività non essenziali. E anche la parata militare del 9 maggio, che doveva celebrare il 75° anniversario della vittoria sovietica contro il nazifascismo, è stata rinviata. Mosca, epicentro del contagio, è in lockdown già da 3 settimane e lo resterà almeno fino a maggio. Gli abitanti della capitale possono uscire di casa solo per fare la spesa, andare dal medico o portare a spasso il cane. Il sindaco Sobyanin, che è a capo anche della task force nazionale contro il coronavirus, ha chiuso quasi tutto e ha imposto l'autoisolamento ad anziani e malati. Da mercoledì poi ha introdotto anche pass digitali per verificare i movimenti della popolazione, una decisione che ha creato lunghe code all'ingresso in città e pericolosi assembramenti nelle stazioni della metropolitana. La rete di trasporti continua a funzionare, ma sui vagoni si ricorda di mantenere le distanze e in superficie le piazze appaiono semivuote. Per controllare chi è obbligato alla quarantena è stato attivato anche il sistema di riconoscimento facciale attraverso migliaia di telecamere di sorveglianza. Servono per garantire la nostra salute, dobbiamo proteggerci da questa pandemia tanto pericolosa, sostiene Maria. La preoccupazione però è anche per le conseguenze economiche e sociali. Sarà veramente dura, prevede Pavel. Già adesso molti non sanno più come fare ad arrivare a sera. Il Cremlino ha garantito aiuti di Stato per le aziende che non licenzieranno e ha permesso che i provvedimenti restrittivi siano modulati a seconda delle regioni e delle attività produttive. Tutto passa e anche questo passerà, ha rassicurato Putin in uno dei suoi discorsi alla nazione. La situazione però sta peggiorando, ha avvertito. Adesso dovete solo stare in casa. Può essere difficile, può essere triste, ma non c'è altra scelta. Il coronavirus ha sfiorato anche lo stesso capo del Cremlino dopo una sua visita all'ospedale Kommunarka alla periferia della capitale, dove è ricoverata la maggioranza dei pazienti con Covid-19. Il direttore sanitario, a cui Putin aveva stretto la mano e parlato senza mascherina, pochi giorni dopo è risultato positivo. Il presidente sta bene, si sottopone ai test regolarmente, ha rassicurato subito il portavoce Peskov. Il suo lavoro non si è mai interrotto, è solo continuato a distanza anche per organizzare l'invio di medici e aiuti a paesi in maggiore difficoltà, Serbia, Stati Uniti e soprattutto Italia. Nell'ambito dell'operazione denominata Dalla Russia con amore, sono partiti da Mosca verso il nostro paese 16 aerei militari con a bordo respiratori, sistemi di disinfezione, attrezzature mediche, materiale protettivo e più di 100 specialisti del Ministero della Difesa, 32 tra epidemiologi, virologi e infermieri, 51 bonificatori, personale di assistenza e interpreti. Una manotesa che, al di là di alcune polemiche dovute a sospetti e incomprensioni, ha portato sollievo alle zone più colpite dal virus. Sono venuto appositamente a sottolineare questa grande collaborazione che abbiamo instaurata e ringraziare personalmente il generale Kikot per la sua attività, così come tutto il personale che lavora con lui, e in maniera indiretta ringraziare il popolo della Russia per questo grande supporto che ci è stato donato in questo momento di emergenza. A Bergamo i medici militari russi stanno operando nelle unità di terapia intensiva allestite nell'ospedale da campo realizzato a tempo di record dagli alpini, mentre in provincia hanno già sanificato decine di residenze per anziani, risalendo anche la Val Brembana fino a Valbondione. Voi siete felici che noi Ah sì, bravissimi! Bravi, grazie! Prego. Ciao, grazie!
In Polonia il coronavirus condiziona pesantemente anche le scelte più intime delle persone. È il caso delle donne che sono costrette ad abortire. La legge polacca sull'interruzione della gravidanza è una delle più restrittive in Europa. Le donne possono abortire solo in caso di stupro, incesto o di grave pericolo per la salute della madre o del nascituro. In Parlamento, controllato dai conservatori radicali del PiS, il Partito della Giustizia e del Diritto, è iniziato l'iter per l'approvazione di norme ancora più restrittive che vieterebbero l'aborto anche in caso di malformazioni del feto. Le organizzazioni femministe accusano il governo di usare il distanziamento sociale imposto dalla pandemia per impedire alle donne di manifestare per rivendicare il diritto di poter scegliere. Per questo hanno organizzato dei flash mob mantenendo le distanze imposte dalle quarantene, ma ad esempio bloccando il traffico su alcune delle più importanti rotatorie di Varsavia. La protesta si è spostata anche sulla rete. Le restrizioni della legge costringono le donne polacche che vogliono abortire a recarsi all'estero, in Germania o Repubblica Ceca, un viaggio che in questi giorni di quarantena e isolamenti sanitari è impossibile. Dopo la chiusura delle frontiere, le associazioni che aiutano le polacche a recarsi all'estero per abortire sono state travolte da un'onda di disperazione. A una nostra assistita, come a molte altre donne in Polonia, è stata diagnosticata una malformazione del feto. Il bambino probabilmente non sarebbe nato vivo e sarebbe morto soffrendo terribilmente subito dopo la nascita. Questa donna non ha potuto ottenere aiuto in Polonia. I medici non potevano nemmeno prometterle che l'avrebbero aiutata. In Polonia, un paese di poco più di 38 milioni di abitanti, nel 2018 ci sono stati solo 1.100 aborti legali. Di questi, ben 1.050 erano stati autorizzati per malformazioni del feto. Camilla Ferenc, avvocato della Federazione per la pianificazione familiare, è convinta che l'inasprimento della legge sull'aborto colpirà soprattutto le donne giovani e più povere. La situazione creata dal coronavirus, con le frontiere chiuse, la cancellazione dei voli, le code ai confini che durano ore, pesa gravemente sulle donne che vogliono interrompere una gravidanza, sia in modo legale sia illegalmente. Se la gravidanza è troppo avanzata per ordinare all'estero una pillola abortiva, dovranno andare in una clinica. Queste donne rimarranno sole, non avranno scelta, perché non potranno recarsi in un paese in cui la legge è più liberale e in cui l'aborto è permesso e trattato come qualcosa di normale. In Polonia il movimento antiabortista è estremamente forte, appoggiato dalla Chiesa cattolica egemone nel paese, indirizza le scelte del PiS di Kaczynski. La legge di iniziativa popolare per abrogare quelle che gli attivisti antiabortisti definiscono norme eugenetiche è stata firmata da 870.000 cittadini. Ogni persona ha il diritto di vivere, questo è un diritto umano fondamentale. Coloro che chiedono la libertà di uccidere sono moralmente dei mostri. Recenti sondaggi d'opinione indicano che meno del 50% dei polacchi approva l'attuale legge sull'aborto. I polacchi, malgrado i confinamenti sanitari, il 10 maggio saranno chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. Il Partito del Diritto e della Giustizia ha ricandidato l'attuale capo dello Stato Duda, un sostenitore dei movimenti antiabortisti. Il governo di Berlino, in tempi di coronavirus, ha avviato un ambizioso programma per far arrivare sui campi e nelle serre della Germania migliaia di braccianti stagionali da Romania, Bulgaria, Ucraina e Ungheria. Per favorire l'arrivo di questi lavoratori sono stati organizzati dei veri e propri ponti aerei. Nelle immagini vediamo gli stagionali che a Cluj, in Romania, aspettano di imbarcarsi su un aereo diretto a Düsseldorf, dove saranno impiegati nella raccolta di fragole, asparagi e altri ortaggi. I braccianti partono in gruppi controllati e sono soggetti a verifiche mediche all'arrivo. Devono quindi vivere e lavorare separatamente dagli altri lavoratori per 2 settimane e indossare indumenti protettivi.
La Germania intende così far arrivare dai paesi dell'est Europa 40.000 stagionali in aprile e altrettanti in maggio. Ai lavoratori viene rilasciato un permesso di soggiorno e vengono assunti dalle fattorie con un contratto di lavoro a termine controllato dai sindacati del settore agricolo. Incontriamo per caso Giorgio nel centro di Budapest mentre pulisce le strade. È uno dei disoccupati impiegati in un lavoro socialmente utile. È felice di parlarci in un inglese comprensibile. 10 euro. Prendo solo 10 euro al giorno, lamenta. Il colore della pelle lascia trasparire la sua appartenenza all'etnia rom. È per questo che non sono più riuscito a trovare un lavoro, sostiene lui che è cameriere. Quanti siano i rom sinti in Ungheria di preciso non si sa. Il Consiglio d'Europa parla di 700.000 persone, il 7,5% della popolazione. In genere hanno la cittadinanza ungherese. In Italia ce ne sono proporzionalmente 20 volte di meno per avere un metro di paragone. Molti dei rom del centro-est Europa, l'Ungheria non fa eccezione, vivono in condizioni economiche difficili, in case fatiscenti o in località rurali oppure in periferie degradate. Una parte della società civile è impegnata nel migliorare l'integrazione, come fa la fondazione UZU. Il governo di Viktor Orban ha messo a punto nel 2011 una strategia nazionale sul tema finanziata con fondi comunitari. Uno degli obiettivi è l'aumento del tasso di scolarizzazione che passa attraverso l'abbassamento a 3 anni dell'inizio della scuola dell'obbligo che comincia con l'asilo, ma rimane il problema della segregazione scolastica su cui pende una procedura di infrazione della Commissione europea. I bimbi rom tendono a frequentare classi con rom, denunciano gli attivisti. Altra critica all'abbassamento a 16 anni dell'età della scuola dell'obbligo, spiega Bernard Rohr del Centro Europeo per i diritti dei rom. Così spingi i giovani delle fasce più povere a entrare subito nel mercato del lavoro. Ma a 16 anni non si hanno le competenze giuste per trovare un impiego. L'unica opzione che rimane è il lavoro pubblico sociale. Prevede compiti sostanzialmente inutili, nulla che si possa tramutare in una vera occupazione. A guardare il bicchiere mezzo pieno non si sono più verificate di recente quelle violenze di stampo razzista che hanno caratterizzato gli anni tra 2008 e 2009, provocando diverse vittime. Le storie di successo non mancano, come quella del cantante Yossi Papai, che per 2 volte ha rappresentato l'Ungheria al Festival della Canzone Europea. Nel loro piccolo possono raccontare la propria vita col sorriso anche i fratelli Lagatos. Lajos, 37 anni, si occupa della sicurezza di un ospedale, ma ha anche lavorato in radio e TV e realizza video di matrimoni. Ha deciso di raccontare come si viene fuori da una situazione di povertà anche ai bimbi delle case famiglia, che sono in molti casi proprio rom come lui. La loro reazione è mista. Alcuni credono in quello che dico loro, altri invece sono troppo sfiduciati dopo aver avuto brutte esperienze già nei primi anni della propria vita. Il fratello Ferenc, 42 anni, lavora con l'azienda di rifiuti come autista. A differenza di Lajos, il suo percorso è stato più complicato. Consumo e spaccio di droga gli sono costati il carcere. Chi sceglie la strada che avevo intrapreso io o finisce in ospedale o in cimitero o in galera, ma da un giorno all'altro è cambiato tutto. Una mattina mi sono svegliato e mi sono detto che non volevo più fare questa vita. Il riscaldamento globale sta provocando una strage di foche sulla costa del Baltico, in Lettonia e Estonia. Centinaia di cuccioli di foca grigia stanno morendo a causa di un inverno caldo, il primo così caldo da decenni. Le foche grigie di norma durante l'inverno si rintanavano sulle isole di ghiaccio. Su queste isole galleggianti in mezzo al Baltico le femmine trovavano i partner, scavavano delle tane dove partorivano e allattavano i cuccioli, lontano da predatori naturali quali volpi o lupi. L'inverno caldissimo di quest'anno ha invece spinto le foche
sugli isolotti o sulla terraferma. Il biologo Mart Jussi spiega che questo ha causato un sovraffollamento di esemplari, condizionato la riproduzione e per la mancanza di cibo ridotto il tasso di sopravvivenza dei cuccioli. Alcune isole erano letteralmente bianche, tutte coperte di cuccioli di foca. Era come se fossero coperte di neve. Non avevamo mai visto prima una scena simile. Le isole sono sovraffollate di foche e cuccioli e questo sicuramente avrà un impatto sulla stagione riproduttiva e sulla sopravvivenza di questa specie. Anche in altri luoghi abbiamo visto che la stagione è stata piuttosto dura per le foche. Ogni anno sulle coste del Baltico nascono circa 3.000 cuccioli di foca. Questa primavera però più della metà di questi piccoli potrebbe morire. Succede perché le femmine di questi mammiferi sono esposte a pericoli e non riescono ad avere abbastanza cibo per allattare i cuccioli. È ovvio che su alcune isole, che sono comunque grandi, per il sovraffollamento la mortalità tra i cuccioli sarà superiore al 50%. Una situazione che abbiamo verificato anche con le ricognizioni fatte dai droni. La natura è spietata, i cuccioli orfani passano alcune settimane a strisciare cercando le madri morte per poi morire loro stessi di fame. Ad aggravare questa triste primavera boreale è il coronavirus. L'Estonia, per impedire i contagi, ha vietato i collegamenti tra la terraferma e le sue isole, ma le persone sembrano non rispettare molto i divieti, disturbando così ancora di più le colonie di foche grigie. Ci sono moltissime foche sulle spiagge e moltissime persone che a causa del virus, con i posti di lavoro chiusi, se ne stanno in riva al mare. Quindi le foche incontrano le persone più spesso di quanto vorremmo. Ecco perché quest'anno stiamo ricevendo così tante segnalazioni, circa 200 solo l'ultima settimana. Le guardie forestali si adoperano per salvare il maggior numero possibile di esemplari, interventi che però non possono cambiare le condizioni climatiche provocate dal riscaldamento globale. Grande preoccupazione in Ucraina per un vasto incendio nella zona di esclusione di Chernobyl. Le fiamme hanno incenerito boschi, prati e le case di alcuni villaggi abbandonati, provocando un aumento del livello delle radiazioni. Il timore è che le ceneri sollevate dai venti possano portare particelle contaminate anche a chilometri di distanza. L'incidente di Chernobyl, la più grave catastrofe nucleare della storia, è accaduto nell'aprile del 1986. La zona di esclusione, nella quale è vietato vivere, copre un'area di circa 30 km intorno all'impianto. L'anno scorso è stata visitata da circa 100.000 turisti. La pandemia colpisce anche l'arte nomade. Per la chiusura delle frontiere imposte dalle autorità sanitarie e veterinarie, il circo Alex, una compagnia della Repubblica Ceca gestita dalla famiglia Polachov, è rimasto bloccato a Riga, la capitale della Lettonia. Appena arrivati a Riga abbiamo pagato le spese, le persone, poi siamo rimasti senza soldi. Abbiamo anche animali e le persone hanno iniziato ad aiutarci. Siamo scioccati perché abbiamo ricevuto un grandissimo aiuto. La gente veniva dalla mattina alla sera portando foraggi per gli animali e cibo per noi. Molti ci hanno anche dato del denaro per sopravvivere. Persone e animali, un cane, un pony, un lama, 3 capre e altrettanti cavalli. 15 gli artisti, bloccati e senza soldi, sopravvivono grazie alla solidarietà della popolazione di Riga. La chiesa locale ha dato loro l'elettricità e gli animali sono stati alloggiati in una stalla. Vivremo nella stalla finché non ci sarà permesso di lavorare di nuovo. Ma quando inizieremo a lavorare, inviteremo tutta Riga, inviteremo persone e ci esibiremo gratuitamente. Ci hanno aiutato moltissimo e siamo molto grati a Riga. Anna Romashenko è proprietaria della stalla dove hanno trovato riparo gli animali del circo.
Ho visto su Facebook cosa stava succedendo e ho capito che non potevamo abbandonarli. Dobbiamo aiutare gli animali prima di tutto e dato che ho una stalla ho deciso di ospitare sia i cavalli che le capre finché il circo non potrà nuovamente partire. Per la famiglia Polacov, ma è lo stesso per tutti i circhi in Europa, le conseguenze del coronavirus rischiano di essere drammatiche. Le famiglie del circo vivono grazie agli spettacoli della stagione che dura dalla primavera all'autunno. In Europa in questo momento circa 2000 famiglie circensi sono senza reddito. Siamo artisti circensi. Mia nonna aveva un circo e anche sua nonna. Viviamo per il circo, siamo nati nel circo. Eravamo bambini quando abbiamo iniziato ad esibirci. Finita la pandemia, niente fermerà il più grande spettacolo del mondo.